dire che Cison è un paese pieno di talento. Sì, certo, lo dimostra questo evento, insomma, ecco che è 2 anni che lo proponiamo e tanti cisionesi ma anche tanti da fuori, comunque si dimostra anche in questa occasione un paese di talenti. Il tempo ci assiste, c'è il verticello che scende dalle montagne e come ogni anno, sì, per la seconda volta, insomma, siamo riusciti a riempire la piazza e questo ci fa molto piacere. Io ho visto le prove, veramente tutti meriterebbero di prendere il primo premio, sono veramente molto bravi. Si sta alzando ogni anno sempre di più il livello di professionalità, bravi veramente. Splendide ragazze con una splendida voce che si sono classificate seconda e terza nell'edizione 2017 di Cison Got Talent. Abbiamo qui con noi Kelly, Elena Sofia. Beh, il pubblico era veramente emozionante, una piazza piena, e cosa vi sentite di dire? Beh, io sono stata molto felice di come ho cantato e anche di aver a questo punto invogliato il pubblico, insomma. Io vorrei ringraziare i miei amici che è merito loro se mi sono iscritta a questo talent e inoltre non me l'aspettavo di arrivare sul podio. Si chiamano Tappers, sono da Pieve di Soligo e hanno vinto la seconda edizione di Cison Got Talent. Ragazze brave! Grazie mille per l'opportunità che Cison ci ha dato di ballare e grazie mille a tutto il pubblico che è stato qui, grazie ai nostri insegnanti, a tutta la crew che ci segue e grazie a voi di essere venuti qui. Avete veramente conquistato tutti, ma la passione del ballo come è nata? Abbiamo tutte iniziato da veramente piccole e il gruppo, l'unione fa la forza, siamo cresciute tutte quante insieme. Loro hanno iniziato che avevano 5 anni, noi ne avevamo 7, quindi è nato tutto da così, diverse passioni si sono unite e l'unione fa la forza, siamo cresciute insieme. Insomma, la piazza piena, tanto successo. Ovviamente c'era anche il prossimo anno, visto il successo, e mi piacciono tanto i ragazzi che si mettono in competizione. Qui non si vince nulla o poco più di niente perché è un pranzo e una piccola targa, però comunque c'è la voglia di competizione.